Onda, l'avvocato risponde. Eccoci e buonasera a tutti da Celeste Collovati. Siamo in collegamento oggi, complice anche un po' il tempo in questa Lombardia funestata dai temporali. Io saluto subito le colleghe, l'avvocato Teresa Russo e l'avvocato Giorgia Colombo che vedo in diretta. Pronto? Ci siete? Ciao Celeste, buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Allora, benvenuti a questa... Buonasera, allora benvenuti a questa puntata che ovviamente vi vedrà protagoniste. Abbiamo deciso di dare un titolo, diciamo, un po' generale, che poi chiaramente include varie problematiche di cui ci occupiamo, di cui le colleghe si occupano specialmente, ovvero perché l'abbiamo chiamata i rapporti di buon vicinato, perché ovviamente, come sapete, molte delle controversie possono sorgere proprio all'interno dei condomini o comunque tra due proprietari di immobili, proprietari terrieri che appunto a un certo punto non vanno più d'accordo in merito a un diritto che gli spetta. Quindi possono sorgere tantissime problematiche che, ahimè, spesso finiscono nelle aule dei tribunali. Ora, prima di iniziare, intanto io invito sempre tutti i radioascoltatori a chiamarci perché la partecipazione alla puntata per noi è molto importante, anche raccontando magari il vostro caso o comunque dandoci una vostra idea, anche appunto una vostra, raccontando quello che vi è successo banalmente nella quotidianità. Noi lo analizziamo ed eventualmente poi potrebbe diventare un caso anche da raccontare. Allora, potete farlo, io vi do il numero della diretta, che è più semplice, potete farlo allo 02 9294 7222, non dimenticando che abbiamo anche una mail dedicata a questioni appunto giuridiche, in questo caso specifico di condominio, che è info@l'avvocatorisponde tutto attaccato.com. Allora, io inizierei, Giorgia, se tu sei d'accordo, visto che tu principalmente ti occupi di diritto condominiale e molto spesso sei stata protagonista di tante dissidie all'interno del condominio, protagonista nel senso spettatrice, di tante dissidie. Attiva. Esatto, vorrei che tu raccontassi intanto in linea generale quali possono, diciamo, essere le controversie che sorgono nei rapporti tra vicini. Ti ringrazio Celeste per l'introduzione e anche per l'invito a contattarci, a telefonarci. Noi siamo qui in diretta dalle 17 alle 18 come tutti i giovedì proprio per dare ascolto e risposte, e dare anche delle risposte ai vostri quesiti. Ovviamente condividere dei casi con noi è uno spunto di riflessione per tutti e se noi possiamo darvi delle chiavi di lettura e un aiuto concreto per risolvere anche dei problemi quotidiani, ovviamente vuol dire che abbiamo raggiunto il nostro obiettivo e esatto. quindi ci fa soddisfazione. Ovviamente ci potete anche scrivere all'email che hai appena ricordato, info@l'avvocatorisponde tutto attaccato.com, perché soprattutto per quesiti magari un po' più particolari e che richiedono un esame un po' più specifico, noi preferiamo avere la documentazione e esprimere un parere, anche perché in tutte le materie, ma in particolare in quella condominiale, ogni caso è diverso dall'altro e occorre sempre fare un approfondimento mirato sul caso concreto. Come giustamente hai detto tu, le controversie sono tante in queste materie e più del 50% del contenzioso in Italia è legato a questa materia. In città, in tribunali importanti come Milano, abbiamo addirittura una sezione specializzata, quindi dei giudici che si occupano solo di questa materia, ma in molti tribunali in realtà no, non c'è una specializzazione, quindi è ancora anche più difficile avere degli indirizzi anche univoci sulle questioni, perché si formano delle linee di indirizzo e degli orientamenti condivisi all'interno della sezione. Diciamo che ogni giudice è libero e decide anche sulla discrezionalità, perché poi molte questioni sono
non dico opinabili, però ripeto, le caratteristiche specifiche del caso concreto condizionano poi la decisione del giudice, quindi poi quando si arriva in quell'aula, in tribunale, si deve accettare anche una Ecco, ma decisione prima di arrivare all'aula, perché così molti di voi, diciamo, pensano che qualora ci sia una problematica, diciamo, la condizione obbligatoria sia poi a dire il tribunale. Come sappiamo, invece, nelle materie condominiali, una delle caratteristiche è anche proprio fare la mediazione, ne abbiamo parlato più volte, vero? Sì, assolutamente, questo è uno strumento oggi molto utilizzato anche in altre materie, però in materia condominiale, soprattutto quando si ha a che fare con i beni, le parti comuni dell'edificio, ma anche con le questioni che riguardano la contabilità, proprio perché è parte della documentazione e dell'ente condominiale, quindi se ci sono anche dei problemi legati alla gestione precedente, quindi anche nei confronti del precedente amministratore, o se ci sono delle questioni che vengono trattate in assemblea, ovviamente si traducono in delibere assembleari, perché ogni assemblea ha un ordine del giorno specifico e si verbalizza sulla base di ogni punto l'ordine del giorno con proprio delle delibere, si chiamano, perché sono delle decisioni, i condomini vengono chiamati a prendere delle decisioni su dei punti concreti, dopodiché queste delibere possono essere anche impugnate e quindi si impugnano attraverso sempre lo strumento della mediazione. Quindi diciamo che noi abbiamo uno strumento utile per evitare il contenzioso, che è una sede in cui è obbligatoria l'assistenza degli avvocati, partecipano le parti e è presente un mediatore che può essere un avvocato, uno psicologo, un commercialista, comunque sono delle figure professionali e hanno un ruolo rispetto al giudice più di agevolatori del conflitto. Loro cercano di comprendere le posizioni delle parti e intermediatori quasi, intermediatori, sì. Perfetto, Certo. sì. E devo dire che funzionano come... Poi in questa maniera, perdonami, se Prego, interrompo, c'è anche la possibilità delle parti di confrontarsi in una sede probabilmente meno rigida, essendo non un'aula di tribunale, ma essendo magari una stanza, o magari in questo periodo vengono fatte anche da remoto, probabilmente nella sede dell'avvocato che vi assiste c'è questa... Con meno formalità. Sì, e quindi anche probabilmente il soggetto che è un po' più rissoso, diciamo così, o comunque non ha questa propensione a voler andare d'accordo, sia la location, chiamiamola così, e anche l'intervento del mediatore, probabilmente ammorbidisce un po' quelli che possono essere... Ecco, ma brave, no, infatti, sono d'accordissimo. Torniamo un attimo. Prego. Sì. No, dicevo anche il fatto che le parti possano partecipare, possano anche concordare gli incontri successivi, le date degli incontri, quanto farli ravvicinati, gli orari, dà la possibilità anche a chi ha oggettivamente altri impegni come tutti di essere sempre presente e partecipe, quindi hai un po' il controllo della situazione, gestisci i tempi, decisioni e esci secondo me più soddisfatto da un accordo di questo tipo, piuttosto che partecipare, va bene alle udienze perché comunque le parti possono prendere parte, però di fatto è difficile che possano avere un ruolo in quella sede, a meno che il giudice tenti la conciliazione, quindi certo, sono d'accordo. Tornando quindi all'oggetto delle mediazioni, quindi noi dicevamo i rapporti di buon vicinato si mantengono e possono venire meno, quali possono essere per esempio gli oggetti? Sì, allora diciamo che questo è un argomento molto ampio, come hai detto giustamente all'inizio, che può comprendere sia quello che magari a cui state pensando tutti, quindi molestie a livello di emissioni rumorose, cioè problematiche che possono condizionare la quiete e proprio il modo di vivere e la qualità della vita all'interno del condominio. Poi però ci sono anche delle questioni che incidono su questi rapporti, ma che possono essere di natura diversa. A me sono capitati di recente dei casi che arrivano veramente da lontano, perché a volte ci sono, ne racconto uno per fare un esempio concreto, ci sono delle questioni che vengono trattate all'interno del condominio, ovviamente nella sede a ciò deputata, che è quella dell'assemblea, e si prendono anche delle decisioni. Qui bisogna stare molto attenti, e qui mi rivolgo soprattutto
soprattutto all'amministratore, perché poi è un po' il soggetto che deve un po' indirizzare la compagine, l'assemblea, e tendenzialmente l'amministratore svolge anche la funzione di segretario all'interno dell'assemblea, quindi è colui che verbalizza quello che emerge durante la discussione e soprattutto quello che viene poi tradotto nella delibera effettiva, e quindi la decisione che viene assunta dai condomini. Su questo punto bisogna stare molto attenti, sia per le maggioranze, sia per come vengono affrontate alcune questioni, altrimenti si rischiano anche le impugnazioni. Però per esempio mi è capitato di un caso in cui è stato verbalizzato, ma veramente parliamo degli anni 90, quindi moltissimi anni fa, un impegno di pagamento in maniera superiore rispetto agli altri condomini da parte di una proprietaria, ma perché avevano un'attività abbastanza importante che vedeva un via vai di persone notevole, con ovviamente un utilizzo molto superiore dei servizi comuni, quindi ascensore, scale, tutto questo si traduceva in un aumento di spese considerevoli rispetto ovviamente all'utilizzo che ne facevano gli altri condomini, e quindi è stato proposto in assemblea a questa proprietà di accollarsi in maniera ovviamente in misura superiore gli oneri legati a questi servizi. Ovviamente la proprietaria presente ha potuto esprimere la sua posizione, tra l'altro favorevole, quindi ha accettato questa richiesta di farsi carico di oneri superiori, e la delibera è stata assunta apparentemente in modo molto corretto. Per 32 anni il condominio ha applicato questa maggiorazione, peccato che nel mentre, era un caso un po' particolare, perché non era esattamente la proprietaria, ma era una conduttrice all'interno tra l'altro di un contratto di leasing, quindi un po' particolare, però di fatto è fallita questa conduttrice, utilizzatrice diciamo dell'immobile, è subentrato un altro utilizzatore che però era ignaro ovviamente di questo accordo che era stato preso con il condominio. Però nel momento in cui è subentrato nel contratto con il suo, con la società di leasing, è stato imposto il pagamento anche dell'arretrato che comprendeva queste maggiorazioni, quindi di fatto hanno continuato a pagare, a corrispondere questi oneri in misura superiore, e per anni non è successo niente, fino a quando questa società ha iniziato a rimanere un po' indietro nel pagamento delle spese e ha iniziato a guardare nel dettaglio i conti e si è accorto che veniva applicata una maggiorazione molto importante rispetto agli altri condomini. Hanno esaminato la documentazione fino ad arrivare a quella famosa delibera e si sono accorti che non era stata assunta all'unanimità, perché c'era l'unanimità dei presenti ma non di tutti i condomini. Ma quando tu vai a derogare a un criterio di ripartizione delle spese che oggettivamente è previsto dalla legge, dal codice civile, hai bisogno dell'unanimità di tutti i condomini proprietari. Poi è chiaro che in quel caso non si è posto il problema, perché chi ai tempi aveva assunto l'onere era presente e accettato, ma il problema si è posto a livello di opponibilità a chi è subentrato, a terzi, e ovviamente la mediazione ai tempi non era uno strumento così utilizzato in tanti avvocati, quindi si è fatto ovviamente un tentativo di mediazione, ma semplicemente perché era già obbligatorio, ma non ha purtroppo portato a nessun esito positivo. Quindi è iniziato un contenzioso e si è dovuto chiedere al giudice di stabilire se fosse o meno valida una delibera veramente degli anni 90. Ovviamente poi c'è un termine di prescrizione, quindi te lo stavo per chiedere. Come è andato a finire il caso, però se il giudice avesse ritenuto nulla quella delibera, avrebbe effettivamente dovuto condannare il condominio a rifondere le spese pagate a livello di maggiorazione per tutti i 10 anni precedenti. No, era quando era già poi cambiato, però andando a ritroso di 10 anni, quindi è molto importante stare attenti ai rapporti tra i condomini e per non arrivare a queste situazioni, infatti. Perché siamo tutti ovviamente in buoni rapporti fino a quando non ci sono. È ovvio, poi io credo che sia anche un po' una regola, non è che serva il codice civile, è anche un po' una regola di buonsenso, cioè il diritto di proprietà non è che tendenzialmente può essere esercitato in maniera assoluta, cioè ha dei limiti. No, è che purtroppo dobbiamo sempre fare i conti col fatto che gli immobili, le unità immobiliari all'interno dei condomini sono abitati da persone che possono decidere di vendere. Esatto, a maggior ragione all'interno dei condomini dove ci sono comunque delle regole, infatti c'è
E tu cambi, cioè la proprietà può cambiare in qualsiasi momento, quindi tu devi prendere delle decisioni e devi gestire i rapporti in modo tale che siano chiari e opponibili a terzi, se vuoi che ci siano delle regole che possano per chi non lo sapesse, opponibili vuol dire che praticamente devono essere resi conosciuti ai terzi, ecco, e fatti valere, devono poter produrre. Possono essere fatti valere, esatto. Quindi, diciamo che sono termini che conosciamo noi avvocati. Quindi quello che io vorrei far capire ai nostri radioascoltatori è che comunque, allora, cioè per carità, poi a volte è inevitabile fare dei contenziosi, perché va bene, abbiamo visto anche uno con Giorgia di recente, in questo caso siamo stati noi a subirlo, ma cioè veramente sugli stendini, vabbè, no comment. Mi viene da dire no comment perché poi però anche lì c'è anche tanta gente che anche lì, se posso, è cambiato il proprietario, quindi il problema è che finché ci sono dei rapporti di buon vicinato, nel senso che si va in fiducia, se ci sono delle persone comunque che rispettano le regole basilari della convivenza e senza che sia necessario, diciamo, anche imporre in modo così rigido un modo di comportarsi, non ci sono problemi. Poi però magari cambiano le persone per n motivi, perché poi la realtà supera di gran lunga la fantasia, quindi non entriamo troppo nel dettaglio. Magari poi ci sono a volte dei pregressi, antipatie, purtroppo ma ricollegandomi, Celeste, perdonami, a quello che stavi dicendo tu, legato al discorso delle regole, esiste appunto un regolamento condominiale. Questo regolamento condominiale disciplina quelli che possono essere neanche tanto i rapporti di vicinato, ma le regole di condotta da tenere all'interno di un condominio. E questo regolamento chiaramente, penso che più o meno potrebbe essere abbastanza chiaro, viene stabilito dall'assemblea e tendenzialmente viene stabilito da quando viene acquistata la casa, e quindi all'età dell'edificio. Sì, di solito sì, regolamenti anche diciamo più forti dal punto di vista poi del valore che hanno le singole clausole, sono quelli che sono effettivamente allegati all'arrogito e trascritti anche nei registri immobiliari, questo a livello di opponibilità, quindi di validità nei confronti di terzi è pacifico, perché chi compra dai registri immobiliari ha la possibilità di venire a conoscenza del contenuto di quel regolamento, quindi tendenzialmente in questi tipi di regolamento tutte le clausole hanno una forza molto... Ma vi faccio una domanda da profana, per modificarli serve l'unanimità dei condomini. Stavo proprio chiedendovi questo, cioè se io condomino volessi, come dire, non sono d'accordo su un qualcosa previsto nel regolamento e volessi proporre una modifica, devo per forza avere in assemblea che maggioranza devo avere, dipende sempre dal tipo di clausola, però tendenzialmente se i regolamenti sono trascritti nei registri immobiliari legati ai rogiti, effettivamente la maggior parte delle clausole tendenzialmente richiede l'unanimità di tutti i condomini per la modifica. Poi bisogna entrare nel dettaglio, non è proprio sempre però diciamo che conviene sempre consultare un avvocato, anche lato amministratore. Vabbè, ma questo, ragazze, io vorrei assolutamente, mi fermo un attimo come fa l'avvocato Leonardi, aspetta un attimo, attenzione, rullo di tamburi, cioè, ma lo do per scontato, nel senso che cioè, siamo qua a parlare, a dare consigli sul presupposto che il fai da te, ma in generale, a mio avviso anche in altre ovviamente materie, altre questioni della vita, il fai da te non è mai, secondo me, un qualcosa da consigliare, anche perché ognuno ha il suo ruolo, perdonatemi, cioè, poi come vedete, cioè, l'avvocato non è che è solo più la Zeccagarbugli che va in giudizio e deve per forza, come dire, essere appunto una Zeccagarbugli che fa solo cause, cioè come vedete negli anni, grazie a anche un'ottica di cercare di evitare contenziosi e di evitare di intasare i tribunali, si è cercato sempre più di far sì che la mediazione, per esempio, o anche la negoziazione siano strumenti utilizzati
molto di più rispetto magari a dei veri e propri contenziosi, ma anche nella mia materia, nella previdenza, lo diciamo sempre, si cerca di evitare di arrivare, cioè è proprio l'ultimo tassello la causa, se si riesce si passa prima da, appunto, come dicevamo, da mediazione. Certo, ma anche come diceva Celeste prima Giorgia, nell'ipotesi di un'impugnativa di una delibera assembleare, comunque è necessario esperire il tentativo di mediazione, e quindi è obbligatorio. E io racconto un caso che, come hai detto tu prima, hai subito, io l'ho subito all'interno del nostro condominio, ora, e chiaramente l'ho vissuto da condomino, però con la conoscenza e con la capacità di scegliere la competenza, esatto. Ecco, ciò che è legale da ciò che in realtà era pretestuto. Beh, fa la differenza, non è poco. Direi di sì, purtroppo. Quindi ci troviamo in un contesto condominiale, in un contesto dove viene praticamente impugnata una delibera assembleare, però tutto nasce da vasi che vengono apposti in una maniera contraria al regolamento. Purtroppo queste casistiche, dal mio punto di vista, a mio avviso, probabilmente anche per quanto riguarda l'aspetto di Giorgia, potrebbero essere, secondo me, risolte a priori, quindi magari portando in condominio un'ipotesi di, non so, vorrei mettere dei vasi, faccio questo caso, in questa maniera. Anche un po' col buon senso, diciamo. Brava, quello che dicevi tu prima. Quindi la compagine assembleare potrebbe anche deliberare di accettare quella che è la proposta del condomino singolo. In quel caso, purtroppo, a fronte di dinieghi, proprio anche deliberati, viene impugnata l'assemblea e viene impugnata appunto la delibera e ci troviamo purtroppo di fronte al mediatore, e quindi a quel punto ognuno poi fa le sue valutazioni e ovviamente stila le proprie strategie. Il condomino ha deciso di rimuovere i vasi e porli in un'altra sistemazione. Questo però purtroppo chiaramente ci siamo fermati. Ha generato attriti. Ha generato sì un malumore, perché poi chiaramente queste clausole condominiali, queste clausole del regolamento determinano delle condotte da mantenere. Non si può fare il barbecue, non si può apporre dei divieti anche, dei divieti, brava, sì, non si può mettere magari, non so, nel corridoio, stendere, piuttosto che nel pianerottolo, scusatemi, non si possono mettere i portaombrelli piuttosto che altro, quindi tutta una serie di zerbini, di situazioni che poi sono interpretabili. E la cosa probabilmente che secondo me è poco valido è dover, come hai detto tu prima, intasare le aule di tribunali per una problematica legata a uno zerbino o a un Sì, bravissima, cioè, quello mi sembra... Il problema però che i regolamenti di solito pongono il divieto ma non la sanzione nel caso del divieto e di violazione di questa regola, diciamo, di condotta. E l'altra cosa che abbiamo notato, perché purtroppo qualche caso di questo tipo è capitato a tutti, anche quando il regolamento prevede una sorta di sanzione o di penale, l'amministratore, quindi colui che dovrebbe far rispettare il regolamento, non ha il potere di irrogare la sanzione, quindi comunque ti devi rivolgere all'autorità giudiziaria, al giudice di pace, ottenere un provvedimento, diventa antieconomico per tutti, quindi purtroppo... Sì, no, è vero, allora ci sono dei casi che è inevitabile poi alla fine dare, come dire, l'ultimo giudizio al giudice, al tribunale, però cioè, il mio concetto è che, almeno nella mia esperienza, io ho notato che tanti hanno quasi paura, hanno una sorta di timore, no? Nei confronti comunque probabilmente anche giustificato, non lo so, della legge o dei tribunali, dei giudici, quindi a priori magari non chiamano l'avvocato, non risolvono la questione, che poi in realtà magari il problema si acuisce e di fatto si intensifica ancora di più il problema, e quindi questo porta, secondo me, genera problemi su problemi, quindi
a priori sapere invece che un avvocato può anche, come dire, fungerti da spalla, da intermediario, da mediatore appunto, e non necessariamente andiamo in causa, armiamoci e partiamo, a mio avviso questo concetto deve passare alle persone. Sì, ma anche perché per questi altrimenti, esatto, sembriamo dei guerrafondai, cosa che noi stessi non vogliamo, salvo appunto sia strettamente indispensabile, come dicevamo prima. E quindi, cioè, a volte anche spendere quel qualcosa in più è comunque un guadagno successivo per evitare poi lungaggini, piuttosto che appunto conseguenze ulteriori. Lo vedo anche nella mia materia, ma l'ho constatato anche in quello che fate voi. Quindi, cioè, non abbiate paura di chiedere anche un consiglio o un'assistenza di un legale, come dico io, che ne sappia della materia, in modo tale che vi possa anche magari prevenire certe situazioni. E poi se magari qualcuno non si sente proprio ascoltato, perché comunque ci sono a volte delle richieste che proprio perché è difficile che poi arrivino in tribunale e non vengono prese in considerazione, la mediazione ovviamente non deve essere strumentalizzata, però può essere uno strumento utile per sbloccare certe situazioni e anche per, come diceva Teresa o tu, se non mi ricordo, anche per dare la possibilità alle parti di guardarsi, di confrontarsi, di parlare, dialogo, instaurare anche un dialogo che magari di umanità. Bravissima, che senza un avvocato magari tra le parti sarebbe un po' più difficile da raggiungere, magari appunto con una figura terza si può, come dire, cercare di far sì che possa essere appunto evitato un giudizio. Ma anche perché loro non cambieranno, almeno tendenzialmente non nell'immediato caso, quindi il problema rimane, se non si risolve purtroppo può solo peggiorare perché sono vicini di casa di fatto. E per questo che noi avvocati non dobbiamo fomentare il contenzioso di questo tipo all'interno dei condomini. No, ma infatti io da quando poi è entrata obbligatoria, è stata ritenuta obbligatoria la mediazione per talune materie, io assolutamente ho sposato questa decisione perché i mezzi alternativi di risoluzione sono per me validi, vanno usati però, perché se le persone fanno il fai da te, poi è chiaro che non si troveranno così bene. Mi sa che dobbiamo andare in pubblicità, ad ogni modo do la pubblicità perché qui non sento più nulla. Grazie. Grazie. Pensa a respirare. Ora abbandonati. Che cosa vedi? Luce, oscurità, l'equilibrio. È tanto più grande. È stato un risveglio. Hai sentito? Conosco una sola verità. Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi. Radio Libertà non ha filtri né censure, ascolta la gente e parla come la gente. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Ben ritrovati all'Avvocato Risponde, spero che mi sentiate perché io oggi sono... Sì, buonasera a tutti. Ah, bene, non sono in studio, nel nostro studio con le colleghe. Allora, io vi ricordo che quest'oggi stiamo parlando con l'Avvocato Colombo e l'Avvocato Russo di rapporti di buon vicinato e come rovinarli, diciamo, cioè nel senso quando, questo è un po' esatto il titolo della puntata, cioè quando è che si deve ricorrere alla mediazione, quando è che purtroppo serve purtroppo per fortuna, io aggiungo per fortuna un avvocato, ci possono sorgere tantissimi contenziosi. Se volete raccontarci il vostro caso o comunque
anche solo fare una considerazione, siamo assolutamente contenti di ciò, anzi vi invitiamo a farlo allo 02 9294 7222, non siate timidi, mi raccomando, perché questa trasmissione l'abbiamo creata apposta anche per voi, per farvi interagire con appunto i professionisti, avere dei professionisti a disposizione per un'ora ogni settimana, direi che non è male. Tornando alle mie due colleghe veramente brave, ma non perché siano mie amiche e colleghe, ma veramente sono persone dedite al lavoro e proprio si impegnano tantissimo, perché poi, come le loro stesse sanno, siamo troppi avvocati, quindi qualcuno, qualcuno, come dire, prima o poi viene fatto fuori, però no, scherzi a parte, loro sono veramente in gamba e oltretutto questa è una materia, secondo me, almeno a me non piace, ma è anche molto tecnica, molto particolare, bisogna avere anche una certa pazienza, ecco. Quindi, più che altro è molto ampia, io mi rendo conto, visto che ormai sono anni che il mio studio se ne occupa, è veramente ampia perché già pensare all'edificio è un immobile, quindi ha tutti i problemi legati proprio alla struttura anche dell'edificio e oggi nel senso in questi ultimi periodi, anni in cui abbiamo assistito a un cambiamento climatico importante, assistiamo noi avvocati a delle nuove problematiche. Purtroppo il patrimonio immobiliare italiano è un po' vecchio, datato, e queste bombe d'acqua, comunque piogge così consistenti, si traducono in problemi di infiltrazione. Cioè, se io penso solo a questo mese quanti ricorsi di accertamenti tecnici. Ecco, brava, hai toccato un punto che volevo proprio... Sì, no, poi anche parlare di altre cose più divertenti, però il concetto è che davvero le problematiche sono infinite, perché ci sono i rapporti interni tra condomini, ci sono i problemi legati alla struttura, ci sono i rapporti con i terzi, con i confinanti. Con i confinanti. Il condominio comunque è datore anche, è committente molte volte, perché qualsiasi tipo di intervento, che sia di manutenzione, di ristrutturazione, si traduce in un contratto di appalto. Il bonus 110% nei condomini ha avuto oggi quantomeno un contratto di collaborazione o di lavoro subordinato, nell'ipotesi di una guardiania piuttosto che altro. Quindi c'è proprio la casistica è molto ampia, è per questo che poi è complicata questa materia, perché anche io penso al ruolo dell'amministratore, che poi diventa cliente in primis dell'avvocato, certo. condominio in sé. Oggi dovrebbe avere competenze tecniche, perché se c'è un problema di infiltrazione di qualsiasi tipo legato all'edificio, chiedono un sopralluogo subito, esca che dobbiamo capire cosa è successo, ma non sono architetti, geometri, ingegneri, tutti, fiscali, agronomi, devono avere competenze contabili, fiscali, perché c'è tutta la parte legata al bilancio, a volte giuridiche, perché veramente tutti hanno sempre richieste, doglianze, comunque si entra spesso molto nel dettaglio, tant'è che noi avvocati forniamo un'assistenza quasi quotidiana ai nostri clienti che hanno studi di amministrazione. Esatto, ma io appunto volevo, scusare se ti interrompo Giorgia, proprio perché appunto così i nostri radioascoltatori, spero non stiano tutti dormendo e spero che qualcuno sia anche, no beh, con questo tempo potrebbe essere, sia in ascolto, no, a parte gli scherzi, cioè diciamo appunto loro, al di là poi di tutte queste beghe di cui abbiamo parlato, appunto di rapporti che non sono più buon vicinato, eccetera, cioè l'avvocato cosa può fare anche come forma di assistenza dentro un condominio? Che cosa può... Sicuramente prevenire il contenzioso, quindi dare dei buoni consigli anche su davvero le delibere, come devono essere predisposti, proprio per evitare e prevenire impugnative, perché quello paralizza poi la gestione ordinaria di un condominio. Poi sicuramente può dare consulenza nell'ipotesi in cui il condominio debba sottoscrivere dei contratti. Possono essere questo è un altro aspetto. Con appunto dei contratti d'appalto, perché deve, non so, mantenere il verde piuttosto che deve mantenere la parte della facciata, delle opere murarie o di ristrutturazione, oppure deve stipulare dei contratti che possono essere legati alla guardiania, magari io dico guardiania come dire o il portiere oppure più portieri, perché poi anche nelle realtà milanesi per esempio ci sono alcune strutture che hanno il portiere H24,
quindi ci sono degli aspetti anche legati a quella che è il lavoro subordinato, cioè come diceva Giorgia è una materia ampia e mi sento di poter dire che l'avvocato in generale, soprattutto per come si sta strutturando adesso con queste ultime forme che devono essere anche esperite prima del contenzioso, l'avvocato adesso ha una figura, secondo me, di consulenza, di prevenzione a quello che potrebbe essere appunto il contenzioso, di consulenza. Infatti io invito sempre un possibile cliente, un possibile assistito a contattare l'avvocato prima della stipula. Brava. L'avvocato Russo ha detto proprio le parole sante, quello che dicevamo, cioè bisogna cercare di prevenire e magari chiamare prima che scoppi una... Anche perché una consulenza previene un problema e quindi il costo di una consulenza, adesso non per essere venale, però il costo di una consulenza è sicuramente irrisorio e minimo rispetto poi a un problema che si acuisce. Brava. Quindi sì, e poi io penso che se un avvocato è abituato a gestire questo tipo di controversie e oggi oggettivamente è abituato anche a gestire la situazione di conflitto all'interno di questi procedimenti di mediazione, acquisisce anche delle capacità che vanno un po' oltre, mediatiche, concrete, perché poi il problema è trovare una soluzione, cioè il nostro ruolo diventa anche quello davvero di agevolare il cliente a trovare una soluzione rispetto a un problema che rischia altrimenti di tradursi in un contenzioso che può durare anni. Io oggi a livello di contenzioso e quindi in giudizio ho purtroppo delle situazioni che arrivano e durano da anni quando la mediazione o non c'era o non era sentito come strumento, quindi di fatto era non era obbligatoria ed era un tentativo di fatto formale, cioè bastava presentarsi senza nessun tipo di volontà transattiva, tant'è che al primo incontro verbale negativo e si andava in causa. E vi faccio un esempio, cioè mi è capitato un caso in cui neanche i giudici sono riusciti a risolvere il problema e davvero se in quel caso ci fossimo messi a tavolino a discutere, magari prendendoci tutto il tempo perché non è una situazione semplicissima, l'avremmo risolta. Invece le parti, tra l'altro questo caso ricomprende tutti i problemi che abbiamo detto perché era una questione legata a delle immissioni rumorose, nel senso che un condomino rispetto a tutti gli altri solo uno sentiva, era molto disturbato dai rumori che provenivano da un bar. Ovviamente in quel caso io non rappresentavo il condominio ma il proprietario dei locali che dava in locazione l'attività e effettivamente c'era un bar all'interno di quei locali, tra l'altro storico, quindi non era da dire, cioè non era la prima volta, l'attività funzionava regolarmente da anni e nessuno aveva mai avuto problemi. Improvvisamente un condomino, che tra l'altro non viveva all'interno del condominio, ha iniziato a lamentarsi. Se noi ci fossimo trovati all'interno di un procedimento di mediazione, avremmo ragionato in modo concreto per capire anche tramite un tecnico, ecco, perché all'interno del procedimento di mediazione si può chiedere a ci sono altre figure utili di nominare un tecnico che diventa il CTM, che è un po' come il CTU di un giudizio, quindi un consulente tecnico nominato all'interno della mediazione che deve essere un po' super partes, ciascuna parte può nominare a sua volta un consulente tecnico di parte in modo tale da avere un contraddittorio con il consulente nominato dall'organismo di mediazione e avremmo potuto tranquillamente individuare le fonti di questi rumori per trovare poi delle soluzioni per rimuoverli. Invece no, siamo andati subito in giudizio, è stata disposta, c'è una chiamata? Una CTU è stata disposta? C'è forse una chiamata, Celeste. Ah, bene, non mi hanno avvisato. Pronto? C'è qualcuno? Buonasera. Sì, buonasera. Buonasera, ci dica pure. Buonasera. Niente, volevo dare raccontarvi la mia situazione praticamente. Che secondo me il rapporto tra vicini di collaborazione può esistere. Lo dico perché mi è capitato in prima persona che in questo caso c'è stato un intervento da fare nel condominio e tutti praticamente hanno collaborato e si parlava di una ristrutturazione delle facciate dove bisognava intervenire tutti insieme, non c'è stato nessun tipo di problema, tutti di comune accordo abbiamo collaborato. È stato fortunato. Avete usufruito del bonus facciate? Siete riusciti anche a beneficiare?
Esatto, del 50%, esatto, sì. Ecco, questa è una bella testimonianza, grazie di aver chiamato. Grazie per il contributo. Grazie. Ci mancherebbe, grazie a voi, buona giornata. Allora, grazie. Ma allora, c'è un'altra telefonata, Celeste, scusami. Sì, no, volevo precisare una cosa però, perché sennò sembra che noi diciamo, allora, la verità è che no, allora, non è che diciamo che non si possano avere rapporti di buon vicinato, eccetera, anzi, la base e il buonsenso sarebbe proprio quello. Qualora dovessero incrinarsi, perché noi col nostro lavoro ne vediamo tanti, allora lì interviene, è utile fare intervenire. Noi purtroppo vediamo solo il problema. Ma per carità, se si riesce ad avere, anzi ben venga, un rapporto appunto di collaborazione tra tutti i vari condomini, perché no? Non sempre. Bisogna anche vedere da quanto è composto il condominio, bisogna valutare una serie di aspetti. È chiaro che nel momento in cui c'è il buonsenso tra tutti e non sussiste l'esigenza dell'avvocato, noi siamo solo contenti. È ovvio che la Colombo Giorgia dice: noi purtroppo ho fatto ne vediamo che volevo condividere, ma è una gioia, quindi non è che riceviamo una telefonata. No, anzi, certo. Però ci fa piacere quando sentiamo testimonianze. C'è un'altra chiamata, esatto. Pronto o sbaglio? Pronto? Sì. Io sono qua, mi sentite? Perché io vi sto ascoltando. Ci dica buonasera. Eccoci qua, buonasera. Vi do del tu perché sono un vecchio 71enne, quindi se vi permettete preferisco dare del tu. Allora, chiamo dal Friuli Venezia Giulia. Buonasera a tutti. Dunque, io volevo fare una domanda, insomma, intanto sono perfettamente d'accordo con il discorso in tutte le cose della prevenzione, compreso poi andare in macchina e tenere la distanza di sicurezza, perché così con la prevenzione evidentemente si potrebbero evitare il 90% delle problematiche, penso intorno al 90%. Allora, la mia domanda è questa: come la mettiamo col fotovoltaico? Allora, noi abbiamo un condominio di 6 famiglie, che tra l'altro una è in Giappone, quindi 5 diciamo, e abbiamo un vicino di casa, io ce l'ho giù con me, che nel suo giardino, che è attaccato al mio, brava persona, tutto a posto, andiamo d'accordo e compagnia bella, però deve avere un po' la mania lo hanno convinto col fotovoltaico, insomma tutto spiano, se potesse lo metterebbe anche in bagno. Praticamente lui ha invaso il suo giardino di 110 metri quadrati che è a fianco al nostro con il fotovoltaico. Volevo chiedere, chiaramente io non gli farò niente, volevo sapere se c'è qualche informazione in proposito, perché a parte fino a che punto questa persona può utilizzarlo, se ci sono dei limiti, eccetera. Esatto, faccio rispondere dalle colleghe, grazie. Sì, allora questa è una domanda un po' specifica, quindi magari sarebbe meglio se ci mandasse un'email, così capiamo meglio il suo caso, perché sicuramente anche a livello tecnico bisognerebbe approfondire la fattibilità di un impianto di questo tipo all'interno del condominio. Costi, benefici, ma anche proprio a livello di ripartizione di costi e di come poi deliberare un impianto di questo tipo. Quindi se magari ci fa avere maggiori informazioni alla nostra email. Certo, se vuole poi approfondire anche così a titolo di approfondimento può farlo all'info@l'avvocatorisponde.com. Diciamo che mi pare di capire che lui non sia guerrafondaio, vuole capire però se effettivamente questo fotovoltaico ha dei limiti, mi sembra di capire. Sì, però visto che stiamo parlando sempre di un contesto condominiale in cui immagino ci sia già anche un altro impianto, bisogna capire come proprio consentire ai due impianti di coesistere, e quindi bisogna anche intervenire sulle parti comuni. Devo fare solo una specifica. Ascoltando quello che ha detto il signore, mi è parso di capire che si tratti di 6 unità immobiliari all'interno di un condominio, quindi comprendere se effettivamente è stato costituito un condominio e se effettivamente poi ci sono delle regole legate a delle delibere. Sì, sicuramente è sempre utile avere più informazioni, perché immagino ci sia l'amministratore da come ha parlato, e quindi immagino anche il condominio, il regolamento, però visto che si parla, è una materia sentita ovviamente e si va un po' in questa direzione. È anche molto attuale. Assolutamente.
Poi però, insieme al bonus. Insieme ai bonus. Però poi bisogna nel dettaglio, io invito ovviamente, ringrazio per la domanda, però invito magari a condividere con noi maggiori informazioni. Possiamo anche dare una risposta un po' utile, ecco, sì, concretamente utile, un po' più inerente. Guardate, facciamo così, in una delle prossime puntate, quando poi sicuramente riaffronteremo una tematica condominiale, magari saremo anche, come dire, un approfondimento. Esatto, se il signore è anche gentile da specificare qualcos'altro, volentieri lo prendiamo come spunto anche per affrontare nuove tematiche. Ecco. Ma perché continuate a dirmi questo bonus? Adesso io conosco il bonus lavoratori, eccetera. Adesso mi dovete dire come mai c'è ancora questo bonus. Ecco, purtroppo sì. No, parlando di bonus. Veramente è stata un'ottima soluzione, quantomeno inizialmente è stata una buona pensata. Esatto, sicuramente si tratta di una misura che è stata adottata a sostegno dell'economia. A livello poi di attuazione, a causa dei numerosi interventi a livello proprio normativo che ci sono stati, la situazione è diventata molto difficile da gestire, quindi chi si è trovato ad usufruire di questa agevolazione, ma con tempi lunghi, perché i lavori spesso che sono stati deliberati hanno richiesto comunque una tempistica anche superiore all'anno, tutti questi committenti, diciamo, che hanno beneficiato in questo modo, comunque che si sono relazionati con questa misura, hanno purtroppo subito i vari cambiamenti del bonus e non sempre sono riusciti ad adeguarsi, anche perché tutte le modifiche che sono state introdotte ai cantieri in essere, quindi in corso, certo. come se fossero tutte retroattive, il che ha impedito a volte di adeguarsi a chi aveva magari rispettato le regole iniziali, ma poi si è trovato disallineato rispetto a quelle che sono intervenute. Ovviamente, almeno dal mio punto di vista, le modifiche che poi hanno inciso maggiormente in modo negativo sono quelle legate alle cessioni dei crediti e quando sono state un po' bloccate, diciamo, queste cessioni, molte imprese si sono trovate in crisi di liquidità. Tutto questo ha impedito a volte la prosecuzione dei lavori nei tempi concordati, perché le imprese purtroppo per mancanza di liquidità hanno veramente abbandonato i cantieri e molte, ahimè, sono anche oggi in liquidazione giudiziale, quindi noi abbiamo interi cantieri completamente abbandonati. Per fortuna con le nuove regole del codice della crisi d'impresa, quando subentra, oggi si chiama liquidazione giudiziale, però fallimento, diciamo, per chi è più abituato a questo termine, fortunatamente il curatore ha 60 giorni di tempo per decidere se subentrare o meno nel contratto di appalto. Tendenzialmente non hanno le risorse per subentrare e quindi si risolve di diritto il contratto. Questo dal mio punto di vista è positivo, perché avendo più un impegno, un vincolo con chi non è più in grado di portare avanti i lavori, il committente, spesso condominio, è libero di affidare l'incarico ad altre imprese. Ovviamente però se il bonus fino al 31/12/23 era il famoso super bonus 110%, già dal 1 gennaio di quest'anno 24 è cambiata l'aliquota, quindi adesso è ripartita tra 70% e 30%, con il 30% a carico del committente, quindi già questo ha comportato un impegno di spesa considerevole rispetto al pregresso. Questa nuova aliquota vale fino al 31/12/24, dal 1 gennaio 25 probabilmente sarà ulteriormente modificata a 35 e sarà 35% la quota carica. Ma quindi scusami Teresa, avvocato Russo, anche tu ti sei un po' affacciata, no, diciamo, a queste questioni dei bonus, eccetera. Come la vedi? Cioè, tu che idea hai sui bonus invece? Che opinioni ti sei fatta? Ma io, allora, dal mio punto di vista è sicuramente un'agevolazione per quelle che sono state delle opere di ristrutturazione per gli edifici che, come diceva prima Giorgia, noi abbiamo un patrimonio immobiliare italiano piuttosto datato e quindi l'aspetto della praticità è stato dato un contributo, un valore aggiunto. Come tutti gli schemi e tutte le situazioni che succedono a livello purtroppo tra quello che è il teorico e il pratico, abbiamo poi la problematica legata al fatto che purtroppo
c'è stata un po' questa gestione, l'avevamo detto anche probabilmente in una scorsa puntata, incentrata soprattutto sul discorso del bonus. Il punto fondamentale è che ci sono troppe teste, quindi ci sono i committenti, poi c'è l'appaltatore che affida il lavoro magari a dei subappaltatori, e queste catene determinano purtroppo delle problematiche. Lì deve esserci un direttore, chiamiamolo così, dei lavori, che tiene in piedi tutta la situazione e che abbia una gestione ben valida dell'aspetto. Poi probabilmente le problematiche possono anche ricondursi al fatto che sono stati comunque versati dei pagamenti, dei SAL dai committenti, e questo non ha determinato magari la conclusione dei lavori in tempi stabiliti. Anche il fatto di dover poi affidare l'incarico a qualcun altro, cioè io ho avuto delle realtà legate magari a delle villette, e lì la problematica è più sentita, perché il singolo individuo che cerca di ristrutturare casa propria si ritrova poi ad avere magari un bonus di un 110 che poi è ridotto e quindi deve contribuire con denaro proprio. Sì, io ho trovato, scusa se ti interrompo, ho trovato degli accordi in questi casi con il general contractor o comunque l'appaltatore, affinché l'impresa si potesse far carico di una quota quantomeno di questo aggravio di spesa che poi si è trovato a sostenere il committente, anche perché a livello poi, cioè, la parte secondo me molto complicata è anche capire le responsabilità, perché ci sono stati degli allungamenti di tempi. È vero che le imprese avevano una crisi di liquidità non diciamo legata alla loro gestione interna, però il committente non è responsabile di tutto il meccanismo a catena, quindi di fatto nei confronti del committente risponde l'appaltatore se non porta avanti i lavori nei termini pattuiti, e spesso anche lì ovviamente dipende da come sono scritti i contratti, però se ci sono dei termini chiari poi si possono anche utilizzare in eventuali contenziosi. Nessuna impresa ha interesse in questo momento ad andare in causa sapendo che in prima battuta risponderebbe, quindi abbiamo trovato spesso degli accordi in cui le imprese si sono fatte carico di una percentuale. Poi è chiaro che a livello, poi questo lo dico tecnico, non è l'impresa che paga direttamente, perché il bonifico parlante, visto che ci sono tutti questi bonus, comunque i bonifici che devono essere effettuati nel rispetto di tutta la normativa fiscale, che è complicatissima, deve provenire dal conto del condominio, del soggetto che poi, o comunque del committente, che poi beneficia dell'agevolazione. Quindi l'impresa deve far pervenire sul conto del committente la sua quota, in modo tale che poi il bonifico unitario esca dal conto del committente. Allora, vede, non sono sparita. No, scusate se vi interrompo, non sono sparita. In realtà hanno chiamato il nostro, come chiamo io, il nostro fuori onda, perché hanno seguito un po' di puntate fa una puntata per una consulenza di lavoro. Teresa, tu che fai anche lavoro, quindi sì. Poi appunto te la esporrò insomma non qui in radio. Ne parleremo sicuramente in una delle prossime puntate, faremo anche una puntata di lavoro con questo argomento. Grazie per aver ovviamente come sempre partecipato, essere intervenute così puntualmente. Io invito tutti a seguirci ogni giovedì dalle 17 alle 18. Come sapete siamo più professionisti che si occupano di diverse materie. Se avete un dubbio potete anche scrivercelo, esprimercelo fuori appunto dalla puntata, abbiamo detto a info@l'avvocato risponde tutto attaccato, perché sennò non ve lo prende.com. Sappiate che noi comunque siamo su tutto il territorio lombardo e piemontese, quindi possiamo anche ricevere, qualora ce ne fosse bisogno, nell'Interland di Milano e Milano compresa. Quindi non esitate a chiamarci. Io ringrazio ancora le mie colleghe, che ormai sono di tutte noi. Ciao Giorgia, grazie. Grazie Avvocato Russo. E ringrazio ancora una volta la radio, che ci dà come sempre la possibilità di essere in onda con l'Avvocato Risponde. Buona e anche le persone che ci hanno chiamato stasera, che hanno condiviso le loro esperienze. Buona serata a tutti, grazie. Ciao, presto. Grazie, arrivederci.
Avete ascoltato L'Avvocato risponde.